E voglio sottolineare un aspetto, la sua autorità morale, che ha dimostrato proprio nel momento in cui è stato realizzato l'ente della liberazione. L'ente della liberazione è nato da una donazione fatta da Price, che era una persona squisita, il governatore inglese, fatta da Price alle formazioni partigiane. Tant'è vero che con quei soldi sono nati la cooperativa trasporti di Conegliano, la cooperativa trasporti di Vittorio Veneto. A Treviso Ramazzini ha detto no, perché? Abbiamo questo pacchetto, perché non lo utilizziamo a fare qualche cosa di utile che rimanga nel futuro? Ed è sorto l'ente della liberazione, che ha incominciato a costruire case, che adesso poi anche una sua certa consistenza. Ed ha proprio dimostrato l'autorità morale che aveva quest'uomo, perché in quel momento dire alle formazioni partigiane che avevano avuto questo dono da Price, non buttiamo via queste robe, ma costruiamo l'ente con quei bisogni che c'erano diffusi, i bisogni di tutti, è stata veramente la sua autorità morale che ha imposto questa